I lavori dell'alta velocità ferroviaria in Veneto proseguono, ma i problemi non mancano. In primis il caro materiali che sta incidendo per un 50% sui costi preventivati. Per quanto riguarda la Brescia-Verona-Vicenza non abbiamo grossi dubbi che sicuramente che ci sarà poi la copertura. Sicuramente i cantieri vanno molto avanti, siamo a circa il 70, oltre il 75% per la Brescia-Verona e al 60% per la Verona-Vicenza. Sull'attraversamento di Vicenza abbiamo avviato i lavori e adesso firmeremo un accordo con le amministrazioni per poter come dire, inserire all'interno del progetto delle varianti relativamente come dire, all'inserimento nel comune di Vicenza della nuova linea. Per quanto riguarda la Vicenza-Padova dobbiamo chiudere col progetto definitivo nella prima tratta tra Vicenza e Grisegnano di Zocco, ma dobbiamo chiudere preventivamente, e lo faremo nelle prossime settimane, la soluzione in uscita da Vicenza con le amministrazioni. Sull'alta velocità siamo a un buon punto, c'è ancora una parte da finanziare di 3 miliardi di euro, dopodiché diciamo, abbiamo completato tutto l'itinerario, si va avanti anche in quella direzione, attendiamo quest'ultima parte di finanziamento e direi che poi quello che è il progetto di viabilità su rotaia in Veneto vede assolutamente il suo completamento. Le Olimpiadi stanno dando un'accelerata anche alla TAV? Allora, sicuramente le Olimpiadi hanno portato l'attenzione degli investimenti sul Veneto. Per completare la TAV, diciamo la TAV, l'alta velocità, l'alta capacità, manca ancora la Venezia-Padova, che però è ancora in fase di progettazione e i comuni non si sono ancora espressi, in particolare il comune di Vicenza, sull'uscita, su quale deve essere la soluzione. Ovviamente RFI progetta, se sa quale soluzione deve progettare, però stiamo cercando di dare una stretta e una accelerata, e poi manca il nodo all'ingresso a nord di Verona. Diciamo che di fatto per completare l'alta velocità che riguarda il Veneto mancano ancora 4 miliardi, quindi prendiamo oggi l'occasione per ricordare insomma, al Ministero e ad RFI che l'alta velocità in Veneto va completata quanto prima, anche perché nel 2032 il tunnel di base del Brennero verrà aperto.